grazie Linda. Che dire, buonasera a tutti, sono orgogliosa, siamo orgogliosi di poter ospitare in questa bella cornice un gruppo meraviglioso e siamo contentissimi di avere un bel pubblico, un grande pubblico e un pubblico di cuccioli, che voi sapete che io ci tengo in modo particolare, e infatti oggi vedrete anche, anticipo pochissimo, vedrete anche il gruppo Primavera, e che è un nostro orgoglio, che grazie a Benito e a Nadie portano proprio alle nuove generazioni la passione per il folklore, e questo è il nostro obiettivo. Noi facciamo la strada, e la nostra strada magari l'abbiamo già fatta, ma quello che è importante è trasmettere ai bambini questa passione. Grazie ancora di essere qui e passo la parola alla nostra super presentatrice. Grazie Sabina, facciamo un applauso a Sabina. Mi lego anch'io a quello che stava dicendo sia lei che Linda. Due gruppi folcloristici, il gruppo folcloristico caprivese Michele Grion, quello dei più grandi, e il gruppo folcloristico Primavera, quello dei più piccini. Vorrei da parte dei due gruppi estendere l'invito a chi volesse a unirsi, a partecipare, perché sì, c'è la danza, c'è il folklore, ci sono i canti, i balli, la musica, ma c'è anche il contorno. Posso dirvelo per esperienza personale, sia tra i piccoli che tra i grandi nei gruppi di folcloristici si sta benissimo. Quindi se aspettavate l'occasione giusta per provare a prendere parte, dopo questa sera potete farlo. E mi permetto anche di dire che nel gruppo Primavera, per informazioni, chiedete a Benito e a Nadie, che sono gli stessi quando c'ero io, quindi sono passati quei 20 anni, un applauso glielo farei per la carriera, per l'onorata carriera. Vi ricordo inoltre che dietro di voi è attivo il chiosco gestito dal gruppo, quindi potete trovare qualcosa di fresco, che magari ce n'è bisogno. E passo a introdurre la serata. Abbiamo detto cominciano i padroni di casa, quindi il gruppo folcloristico caprivese Michele Grion, accompagnato poi dal gruppo folcloristico Primavera, ma soprattutto accompagnati da una fantastica orchestra che fra poco sentirete suonare, e a me non resta altro che augurarvi buona serata.